Allora, vi presento gli ospiti di questa puntata. In studio Giorgio Tronca, Prima il Veneto. Buonasera Tronca. Buonasera, grazie per l'invito. Ciao a tutti. Partiamo dalla politica in Veneto perché, come sapete, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla data delle elezioni. Non si potrà votare in primavera, nella primavera del 2026, bisognerà votare in autunno di quest'anno. Allora, Giorgio Tronca, Prima il Veneto. Allora, sono contento di parlare per ultimo, sono proprio contento perché ho ascoltato tutto quello che vi dite, e altri si rappresentano i vostri movimenti a livello regionale, dappertutto, e mi domando che vi parlate di tanti nomi, di tanti movimenti, tanti partiti politici, no? E mi dico, ma vi faccio un piccolo ricordo, per esempio Luca Zaia, governatore attuale, è rimasto 15 anni, giusto, se non sbaglio, no? Bon, lui è entrato come Lega. A quel tempo, mica zero, si parlava di una certa indipendenza. Adesso ho sentito stasera che si parla di autonomia, cioè questa cosa viene rispolverata ogni volta che ci sono elezioni in Veneto, viene fuori sta roba che si sente parlare per qualche mese, cioè è il tempo per vincere le elezioni, e dopo basta, la passa in secondo piano, perché se mettere le mani qualche lo Stato è centralista e non si parla più e si va avanti con tutti gli altri affari, no? Invece di dire nomi, di dire partiti, mi considero che si parla di obiettivi, mi parlo di obiettivi. Prima il Veneto, appunto, che è un obiettivo che ha sempre avuto fin dall'inizio, che è quello dell'indipendenza del Veneto. Beh, ora, mi so che per gli altri, che non potete neanche dirla, sta parola, non potete dirla perché fai parte di un gruppo, di un movimento, di un partito che vi vieta di dire sta. Mi la dico apertamente, perché? Perché il mio movimento, il mio partito, Prima il Veneto, appunto, l'ha come priorità. E ora, non stiamo cominciando adesso, mi vedo che avevi paura perché uno va via, che altri non vede con te, comincia a contarvi, comincia a dire ma qua cosa fermo, cosa non fermo. No, noi guardiamo l'obiettivo. L'obiettivo non è quello di convincere niente e nessuno. L'obiettivo è quello di portare, a me non mi interessa chi che va su, dico la verità. A me non mi interessa il partito che va su o il movimento, no, a me non me ne frega niente. Mi non vengo qua per diciamo, pubblicizzare il mio partito. Mi vengo qua con un obiettivo. L'obiettivo è comune per gli altri, è comune è l'indipendenza del Veneto. Dopo, fate come che vuoi, cioè, voi altri continuate pure a baruffare, perché alla fine baruffare e non concludere niente, perché alla fine quello che conta è potere, schei e tutto quello che è il resto che riguarda la gente veneta passa in secondo piano, passa esattamente in secondo piano. Bisogna puntare verso l'obiettivo che è l'indipendenza. Tronca, grazie. Tronca, allora il Papa, dal suo punto di vista. Un argomento molto delicato, no? Il Papa dovrebbe rappresentare la fede, dovrebbe aiutare la gente a fare il proprio percorso nella vita, e mi credo, mi dà boccia e mi faccio sempre paragone a quello che mi succede a me, no? Non mi dica che voleva fare il prete anche lei come... No, prete no. No, però direttore da boccia, mi diceva, mi faceva fare la comunione, e va in chiesa, mi raccomando, va in chiesa. Mi andavo, non so che andasse tanto volentieri a volte, no? Però che andavo che era il casoteo della sagra, sa cosa che sia sagra? Cioè che si andava quello che ti faceva la mancia, ti andavi, ti trovavi la sagra, ma però la roba bella, la roba bella era che si creava comunque una comunità, cioè si andava, si condivideva con altri compagni di classe di scuola, parenti, amici, si andava e si condivideva. E la fede la vedo così, e per me è sacra, nel senso aiutava veramente un percorso, ognuno nella propria vita, con le proprie esperienze. Negli ultimi anni la vedo un po' diversa, nel senso, mi pare che si abbia un po' staccare
da sto obiettivo, da sto fine qua, no? Mi pare di vedere nel Papa, per esempio, che ho dovuto seguire, perché ho dovuto, non era alternativa, ti pensava la televisione, ti vedevi il Papa e ti lo vedi ancora adesso, ma mi pare quasi che si veda l'influenza della politica e della finanza. Le sono due robe che non dovrebbero essere niente col Papa, secondo me, perché il Papa dovrebbe rappresentare la fede, il credo di ognuno degli altri. E invece la trovo, cioè tutti quanti che come se adesso gli ha eletto un sacco di cardinali, di roba, cioè mi la vedo una roba, pare che sia più sta base, diciamo, del credo, del religioso, ma la si diventa una roba quasi come tante altre, diciamo, come proprio tante altre, se pensa ai skei, a tutti, dopo non dimentichiamo del capitale che è lì, perché lì il Vaticano ha un capitale immenso, e nonostante tutto, cioè, il ha tante robe di cui parlare e preoccuparsi. Dunque, in conclusione, vedo questa nuova nomina del nuovo Papa come una cosa che non lo sento più il mio Papa, non lo sento più, cioè mi sono un attimo staccata, ma non solo per colpa sua, anche ma si vede sempre, adesso che c'è anche la possibilità con i media di capire, di vedere. Ma non è il solo, credo, perché è un Papa più algido rispetto a Papa Francesco, cioè molto più freddo. Bisognerà vedere, valutare però le scelte che farà, al di là dell'aspetto e del tipo di della comunicazione, provenienza e no? tutto quanto, perché dovremmo vedere adesso, stiamo parlando di qualcuno che non conosciamo ancora, vediamo come si svilupperà questa storia. Esattamente, qui in studio Giorgio Tronca, Prima il Veneto. Grazie a tutti, buonasera, Prima il Veneto, punto. Prima il Veneto, punto.